e quindi avrete la possibilità di lavorare nell'estate, perché poi una volta preso il brevetto mandate i curriculum. Oggi siamo al Boggiolera, stamattina abbiamo avuto un incontro con molti ragazzi della scuola interessati al brevetto di salvamento, dove stiamo promulgando nelle scuole questo connubio tra Federazione Italiana Nuoto e Ministero della Pubblica Istruzione affinché diamo ai ragazzi con questo brevetto del salvamento per le piscine innanzitutto, diamo ai ragazzi la possibilità di lavorare d'estate. C'è una carenza e tutti lo sappiamo, anche i telegiornali ne parlano, della figura dell'assistente bagnante e quindi stiamo lavorando su questo affinché riusciamo a colmare questo gap. Ringrazio la preside dell'istituto, la dottoressa Pappalardo e la professoressa Geraci che mi hanno accolto così come la professoressa Lopresti e cerchiamo di divulgare questo lavoro chiamato tra virgolette tra i ragazzi che sono il nostro futuro. Devo dire, i ragazzi sono stati molto attenti a queste problematiche e molto interessati. Infatti siamo rimasti che partiremo al più presto con un corso fatto direttamente al Boggiolera perché i ragazzi hanno bisogno, hanno sete di avere attestati, di conoscere situazioni particolari che gli possono servire per il loro futuro lavorativo. Quindi speriamo bene, incrociamo le dita e sempre Federazione Italiana Nuoto.